Io sono stufo di essere preso come alibi da dei dilettanti della politica che dicono che io ho rubato i soldi, i voti a sinistra, vorrei allearmi a destra. Questo movimento non è né di sinistra né di destra, né di centro-sinistra né di centro-destra, è oltre. Siamo alti, voliamo alto, andiamo verso il cielo. Questi qui sono in un pantano. Ma lo vedi i discorsi che stanno facendo? Guarda i discorsi, il 3% si mettono in vendita, parlano delle prostitute in Parlamento quando tutti... Io mi scuso con le prostitute, per l'amor di Dio, perché almeno loro staccano ogni tanto. Ma qui abbiamo parlamentari e senatori che si prostituiscono 24 ore su 24. È un mercato del nulla. Io non voglio entrare in quella cosa del nulla riempita col vuoto, non c'è più niente, è il passato. Qui parliamo di acqua pubblica, disciplina dell'acqua, come fare una casa, come fare una casa attiva che faccia energia, come fare la mobilità delle città come dovrà essere fra 10 anni per mio figlio e tuo figlio. Voi sapete che se si interrompesse la legislatura adesso tutti i partiti si dividono i rimborsi elettorali, chiamati rimborsi, che erano i finanziamenti occulti ai partiti di cui noi abbiamo detto no con un referendum, si dividono 1 miliardo di euro. Lo capite che se si dovesse interrompere qui la legislatura prendono i soldi lo stesso come se la legislatura fosse durata 5 anni e poi chiedono sacrifici agli italiani. Come fa un parlamentare a dire a un ragazzo veramente di andare in pensione dopo 40 anni di lavoro, di contributi a 70 anni? Come fai a dire a un ragazzo che va in pensione a 70 anni con 40 anni di contributi quando loro ci vanno dopo 2 anni e mezzo? La politica deve sparire così come è stata concepita, sparire e diventare un servizio sociale. Questo movimento, che è nato nella rete dei cittadini, ha preso 500.000 voti in 5 regioni senza usare una lira di soldi pubblici. Guardate, se aspettate il leader che vi cambia le cose, non esiste. O siete pronti a giocarvi qualcosa di vostro, personalmente, ognuno nel proprio campo, o questo paese non cambierà più. Perché non parlate di Vedelago? Vedelago l'abbiamo realizzato, non proposte, non facciamo proposte. Abbiamo realizzato un riciclaggio di 60 scuole in provincia di Treviso, fatto da un nostro consigliere, che è costato 0 alle scuole e il comune ha risparmiato 80.000 euro sui rifiuti. Che cosa avete da perdere? Che cosa avete da perdere? Volete rivotare questa gente che lì da 50 anni che vanno lì a dire che hanno le soluzioni per i problemi che hanno creato loro? Sono vuoti, sono morti. Che cosa avete da perdere? Se io fossi un mistificatore e facessi questo per i soldi, ma chi se ne va? Sarai uno dei tanti. E invece se io avessi ragione potremmo creare per i nostri figli e per i nostri nipoti qualcosa di nuovo. E Woodstock è una cosa nuova. E mettere lì migliaia di giovani a parlare del futuro, di politica vera, di energia, di cemento zero, di come fare una scuola, una casa, una pista ciclabile, e parlare di cose reali. E metteremo e guarderemo il cielo, non i partiti. I partiti cosa dicono? Quello là dice è mio nonno paralizzato sulla seggiolina che scorreggia, e fanno i titoli sui giornali. Quell'altro risponde il 3% del 2% del 4%. Morti. Sono finiti, parliamo del passato. Noi siamo sopra, né destra né sinistra, sopra. Vogliamo. Abbiamo tolto il paradigma del leader, delle ideologie. Sono idee, non ideologie. Non ci sono leader qua. Io ho messo la faccia per dargli un po' di conoscenza al movimento, se no non se ne sarebbe parlato. Se siete così imbecilli ancora da credere al leader, allora vi meritate tutto quello che vi arriverà. Come si fa a scindere il comico dal fondatore di un movimento politico? Deve essere difficile, no? Perché a volte la gente non sa se sta parlando con il comico o con il politico. Questo dipenderà dal tuo grado di sensibilità. Capire che io sono una persona da prendere così, ma io non incido, non devi votare me, devi votare un'idea che io ho condiviso con milioni di ragazzi. Se tu voti e condividi questa idea, dai il voto, ma non devi dare il voto a me, perché se dai il voto a me sei un bambino stupido, perché non ci sono più leader e ideologie, ci sono idee, il leader non c'è più, fine. Sei tu il leader di te stesso, cresci. Bisogna andare a votare o no? Ma il voto vai a votare quando ci saranno 3 cose.
Uno, si cambia la legge elettorale, se no si ripete di nuovo la manfrina di adesso, se no avremo i nominati in Parlamento, gli abusivi, non gli eletti. Seconda cosa, il conflitto di interessi che abbiamo chiesto col secondo V-Day per l'abolizione della legge Gaspari. Non puoi dare a un nano 3 televisioni e regalargliele in cambio dell'1% del fatturato. Questo l'ha fatto la sinistra. E terza cosa, ci vuole una persona che vada e dica alla gente che siamo falliti, che il nostro bilancio è fallito, la nostra nazione è in default. Tremonti dice che siamo messi meglio degli altri. Tremonti racconta delle palle, te lo dice un comico serio. Lui fa il giochino che il Ministero del Tesoro stampa i bot e vengono comprati dalle banche con risparmio dei privati. Ma ti rendi conto? Abbiamo il 30% di tutto il debito dell'Europa, è italiano. Guardate che vi stanno fregando sui numeri. Se vogliamo parlare di numeri, questo pover'uomo, poveraccio di 74 anni che sembra un giapponese tirato da tutte le parti, ormai è vecchio, è un pensionato. Vogliamo vedere i numeri, ha preso il 30% con AN dentro, con questi qui della destra, togli il 12%, dal 30 cosa rimane? Il 18%. Il 18% del 64%. Di quelli che hanno votato, perché il resto hanno votato scheda bianca e nulla. Il 18% del 64% è l'11%. Questo per dirti che questo nanetto con 9 televisioni, tutti i giornali del mondo, miliardi, un'opposizione che ce la invidiano anche in Mongolia, che non c'è, ha preso l'11%, è un partitino di terza categoria.